Cristina sentiva nel cuore un fuoco che non si spegneva mai. Fin da bambina aveva vissuto circondata da ricchezze e comodità, ma qualcosa dentro di lei gridava. C'era una voce che sussurrava dolcemente, invitandola a qualcosa di più grande, qualcosa di più profondo. Una notte, mentre il cielo era pieno di stelle, prese una decisione. Avrebbe lasciato ogni cosa per seguire quella chiamata misteriosa che sentiva nell'anima. Si alzò in silenzio, prese un mantello e uscì senza voltarsi indietro. Le strade erano buie, ma il suo cuore era illuminato da una luce che nessuna lanterna poteva eguagliare. Camminava con passo deciso, come se sapesse esattamente dove andare, anche se non conosceva ancora la meta. I giorni divennero settimane, le settimane divennero mesi. Cristina vagava di città in città, cercando solo pace e preghiera. Non desiderava essere notata, non voleva essere lodata. Si nascondeva negli angoli delle chiese, dormiva su letti di paglia, mangiava solo quello che trovava. Il suo corpo si indeboliva, ma il suo spirito diventava sempre più forte. Un giorno arrivò in un luogo di sofferenza e dolore. C'erano uomini e donne piegati dalla malattia, bambini troppo deboli per piangere. Cristina si inginocchiò accanto a loro e prese le mani di chi soffriva. Non aveva cure miracolose, non aveva medicine, ma aveva qualcosa di più potente, amore puro, sincero, infinito. Le sue mani erano leggere come piume, la sua voce era un balsamo che placava ogni paura. La gente iniziò a parlare di lei, a cercarla, a chiamarla per nome. Quando Cristina se ne accorse, provò paura. Non voleva essere seguita, non voleva che nessuno la guardasse con ammirazione. Così decise di andarsene di nuovo. Riprese il suo viaggio, lasciando dietro di sé solo il ricordo della sua dolcezza. Un giorno il suo corpo non riuscì più a continuare. Si sentì improvvisamente stanca, come una fiamma che aveva bruciato troppo a lungo. Si sdraiò su un letto semplice, in una stanza spoglia, e chiuse gli occhi. Accanto a lei c'era una donna che le teneva la mano. Nessuna parola fu necessaria. Un ultimo respiro, un ultimo sorriso. E poi il silenzio. Ma Cristina non scomparve. Rimase nei cuori di chi l'aveva incontrata, nei racconti di chi aveva sentito la sua storia. Rimase nel vento che accarezzava le strade, nei raggi di sole che illuminavano le chiese. E ancora oggi, chiunque ascolti il suo nome può sentire quel fuoco che brucia, quella luce che mai si spegne.